compagna cantano notoriamente in falsetto, giusto? Notoriamente in falsetto, che serve questa voce sottilissima che Nick usa benissimo, che a me mi piace, fra le altre cose. Mi viene in mente una barzelletta che tra l'altro mi era stata richiesta, quindi quale migliore occasione se non un Dallas stasera che c'era, insomma, questo signore, carosazzo di circa 35-36 anni, che era una specie di bestione imbustato, no? Uno del 1,95 m, tutto muscolo, era un ammasso da canne, no? Proprio tutto messo giubbotto di pelle, cosa, faceva scandare a virillo, però aveva un piccolo problema, no? Questo del 1,95 m, tutto imbustato, aveva la voce tipo cugini di campagna, si dice, no? Ormai c'è questo stile, voce tipo cugini di campagna, come se fosse, esatto, della serie che questo traseva o bar, no? Ma questo meschino non l'aveva perché ci parlava, cioè loro ci cantano, per cui insomma questo qua arrivava o bar la mattina, come vedevano tutti si scandavano, non conoscevano, arrivato al banco, tagliava il banconista, andava a faccia, bestione, immaginate, un caffè, terribile, c'è gente che lo sbandava, un banconista che si sbuffava, andava a faccia, come ci diceva un caffè più da uso, invece questo meschino era emarginato, non parlava con noi, non poteva parlare con noi perché c'era non andava a faccia. Un giorno decide di rivolgersi a un medico, dice: dottore, io non ce la faccio più, io ho questo problema da voce. Il dottore arrasate ad impazzire, no? Dice: guardi, dice, adesso vediamo cosa possiamo fare. Dice, sai, c'è un arnese, giapponesi, sa, questi giapponesi inventano tutte queste cose particolari, c'è l'ultimo riscoperto della medicina, dice che costa un sacco di soldi però. Dice: dottore, io pago qualsiasi cifra, basta che risolviamo questo problema, ci picchi io, insomma, vai, che non ce la faccio più la mattina, dice, ma faccio la pappa, canto solo anima mia, l'altra ne posso cantare. No, vero? Capita, no, che uno canta, che sa, cioè altre canzoni, cose, io solo anima. Per cui dice: dottore, ma risolvere? Dice: guarda, dice, c'è anche da fare un piccolo sacrificio fisico. Dice: dottore, io sono disposto a tutto. Dice: vabbè, glielo faccio vedere. Questo ce ne esce questo arnese, che era bello, mi sono ballato un do scatolo, ed esce questa sorta di bottiglietta da Coca-Cola, di 25, no? Avete presente, piccolino così, di forma cilindrica che finiva, insomma, va, non lo descriviamo troppo, che era sta cosa che aveva questa forma particolare. Dice: guardi, dice, purtroppo questo, dice, va inserito per via anale. Dice: dottore, proprio, purtroppo, dice, così c'è scritto nell'istruzione, dice, bisogna fare, dice, dottore, ma lei mi assicura che funziona? Dice: guardi, non l'abbiamo provato mai, se vuole ci possiamo provare, andiamo da banno dall'ambulatorio, ci facciamo sta prova. Dice: dottore, che mentre che ci siamo, dice, avanti, se vedremo se potremo risolvere. Per cui se non vanno da banna, comincia questa operazione. Dice: dottore, alleggio, mi raccomando, piano, Dice: non si preoccupi, faccio io. Piano, dottore, vado. Dice: vada, alleggio, vado. Dice: alleggio, vado, alleggio, vado, alleggio. No. Funzionava, Dottore, ma chi è che sono risultato? Dice: e quando vai, stai restando magari io. Dice: bello, va, dice, ci piace? Mi piace. Quando costa? Dice: 16 milioni. Caccia un assegno. Subito, mi sono cattato, sono buttavo a casa contento, l'indomani la prima cosa, o bar, giustamente, no? Cioè, come se si va a bar, tutto vai, dice: guarda, c'è che va a uscire, io appena sento parlare di pesci dei risate. E qui questo arriva al banco, quando uno già ci cancia la voce, ci cancia magari l'atteggiamento, no? Immaginate, no? Arriva al banco, taglio il banconista, andava a faccia, a fammi un caffè. Il banconista cambia tutto, a fammi un caffè. C'è un banconista giallo andava a faccia, vengono litterizie, ci ammucciavo sotto banco, faceva finta che cercava qualche cosa, e non hai pigliato sta voce. Perciò chi sta cominciava a parlare con tutti, no? Uno che non ha parlato mai con noi cominciava a dire un sacco di fesserie, e che io, diciamo, automaticamente fra dei quali, no? E che poi ci metto tutte queste cose, fra dei quali, di cui, no? Che sono riempitivi della frase, non mollere niente, però, cioè, tipica frase, io ho un fratello di cui è attaccato, per esempio, che non c'entra niente, no? Però io ci mettono perché riempie. Per cui parlava con tutti, contento di questa cosa. Un giorno entra al bar, arriva al banco, dice: guarda, qui c'è chi che aveva la voce fine, perché poi la gente cambia, no? Arriva al banco, taglio il banconista, un caffè, non scordare a casa, perciò ne esce subito fuori, piglia sto telefonino, no? Che cercava di chiamare a casa, dice: sto pugliere, ci vedremo sulla strada. Cioè faceva perché io pensava che la voce non male, però vedremo sulla strada, piglia sto telefono, fa un numero da casa, dice: pronto? Senti, Sarita, sì, senti,
Vire su sopra il comodino, c'è due cose che mi reso dottore, ceccolo, vire unne. La moglie della osolato dice, senti beh, dai miei che mi sta contando. No, fatelo voi, altrimenti lo faccio io. No, vabbè, ma era a richiesta perché si partiva d'anima mia, comunque. No, scusate se io sono picchiandone me lo vanno a scappa. Ora con questa barzelletta mi sfogliavo una nura.